Lunedì 9 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo quindi con la lettura dei titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, purtroppo con una ennesima tragedia sulle nostre montagne. Questo il titolo: precipita per fare una foto Agordo. L'alpinista limanese De Barba cercava il tramonto perfetto in alta quota, mai scivolato. Rocciatore esperto, era salito sulle torri del camp, la moglie non lo ha visto tornare e ha dato l'allarme. Il cordoglio della provincia. Una foto del tramonto gli costa la vita, dato inizialmente per disperso. Loris De Barba è morto sabato sulle torri del camp sopra Agordo. Limanese, 70 anni, era molto conosciuto sia come alpinista che come fotografo. Nel 2022 aveva vinto il premio Pelmo d'Oro, un camoscio con la fotocamera sempre nello zaino, che secondo una prima ricostruzione è scivolato su una parete verticale della seconda torre, precipitando per una cinquantina di metri e schiantandosi prima di un salto di roccia. L'approfondimento di Sosso da pagina 14 a pagina 15. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano di Loris De Barba. Ma un altro lutto ha colpito in questo caso Borgo Valbelluna. Ragazza muore a 35 anni di tumore. Serena Dalpiva si è spenta nella sua casa di Conzago, una frazione di Borgo Valbelluna. 6 mesi fa le avevano diagnosticato la malattia. L'approfondimento a pagina 17. L'Ozzo di Cadore, i lupi sbranano 2 cervi in pieno centro. I lupi sbranano 2 cervi in centro, paura all'Ozzo, la rabbia del sindaco Zanella. Le istituzioni devono darci gli strumenti per gestire questa grave situazione. L'approfondimento di Suani a pagina 16. Notizia di carattere regionale: scuola, tutte le novità per 650.000 studenti, ritorno in classe con le nuove regole e il nodo dei precari. L'approfondimento di Berlinghieri lo troverete da pagina 2 a pagina 3. La foto di copertina invece ci porta sulla Marmolada. Ha siglato un documento sugli effetti dell'aumento delle temperature. Marmolada, manifesto del clima, la vita in montagna cambierà. Una immagine di ieri del ghiacciaio sempre più ridotto. In questo scatto l'approfondimento a firma di Michielli lo troveremo a pagina 13. Queste dunque le notizie in primo piano riportate sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, dedicate appunto alla provincia di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre quella di oggi. Anche il Gazzettino dedica spazio, titolo a piena pagina, in merito alla vittima avvenuta in montagna sulle nostre Dolomiti nella giornata di ieri. Loris è morto per la sua passione, alpinista, fotografo e Pelmo d'Oro nel 2022. De Barba era salito sulle torri del campo ad Agordo, voleva riprendere il tramonto. L'approfondimento di Bonetti a pagina 2 e a pagina 3. Ma un altro richiamo in merito alla morte di Loris De Barba, la moglie, quel messaggio che non è mai arrivato. L'approfondimento di Bonetti sempre a pagina 3. La foto di copertina invece ci porta a Gaza. L'associazione Animal Heroes, attiva nella zona di guerra dal Cadore a Gaza per salvare animali. Associazione tra Cortina e San Vito si occupa di animali in guerra. L'approfondimento di Dibona a pagina 8. Zaia, il Vanoi non deve diventare un altro Vajont. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. E un'altra brutta notizia che interessa in questo caso la comunità di Auronzo: cade da un tetto alto 10 metri. Non ci sono speranze per Felice Pais. Giace all'ospedale Caffoncello di Treviso in una condizione medica di non ritorno Felice Pais, il lattoniere 51enne che venerdì scorso, mentre si trovava con dei colleghi su un tetto a circa 10 metri di altezza in via Venezia, i messaggi di cordoglio e le condoglianze di familiari si sono già diffuse in paese. L'approfondimento di Vecellio a pagina 13 e vediamo in questo scatto un primo piano di Felice Pais. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la Marmolada modello del turismo sostenibile, appello di università e associazioni, ridurre l'impatto sull'ambiente. L'approfondimento di Gabrieli lo troveremo a pagina 4. E ancora dal Gazzettino di Belluno, Ponte nelle Alpi, in 3.000 alla sagra di Polpette, in 30.000 alla sagra di Polpette, 150 volontari per garantire l'ordine. Per quanto riguarda lo sport, delusione Dolomiti, poca cattiveria e KO all'esordio in campionato con la Luparense, notizia che interessa il
calcio di Serie D. Schirol, Barpe De Martino protagonisti all'esordio in Coppa Italia, l'approfondimento di Tavosanis a pagina 19 e ancora la storia, l'appello di Giada Andreutti, aiutatemi a comprare un bob. L'atleta friulana decisa a partire alle prossime Olimpiadi a Cortina chiede un contributo per l'acquisto del mezzo per allenarsi, l'approfondimento di Bona a pagina 23. Ed entriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, la tragedia che ha colpito la comunità di Limana, ma l'intera provincia di Belluno. Un'altra tragedia in montagna, precipita per 50 metri e muore. Addio all'esperto alpino e fotografo Loris De Barba, il 71enne di Limana è morto cadendo dalla torre del camp. Aveva raggiunto i 2300 metri di quota per una delle sue foto, ma qualcosa è andato storto, forse scivolato o inciampato. L'attrezzatura fotografica era tutta nel suo zaino, non si sa se l'avesse usata o se l'incidente che lo ha strappato alla vita sia avvenuto prima di quello scatto che tanto aveva sognato. Il tramonto dalla seconda torre del camp. L'alpinista, scialpinista, fotografo di montagna Pelmo d'Oro 2022, Loris De Barba è deceduto 71 anni. Sabato sera in una sua uscita sulle torri del camp ad Agordo è precipitato per una cinquantina di metri morendo sul colpo per politrauma. Non si sa come sia successo, se è scivolato, inciampato o abbia avuto un malore. La notizia della scomparsa del 71enne di Limana, per anni dipendente della Costan, fortissimo alpinista, profondo conoscitore delle montagne bellunesi e stimato fotografo, si è diffusa ieri mattina e ha lasciato sgomenta l'intera provincia. Loris era partito nel pomeriggio di sabato salendo per la via normale verso le torri, aveva poi effettuato il percorso per raggiungere la seconda, quella da dove la visuale era perfetta per il suo scatto. C'è una cengia dove la traccia permette di aggirare la seconda torre e salire sul versante. Salito in cima non si sa cosa sia successo, perché in realtà in cima ci è arrivato, lo comunica la moglie. Poi però non arriva alla donna il secondo messaggio, quello usuale che inviava alla fine di ogni escursione: sto tornando a casa. A quel punto la moglie Anita Casol si è rivolta a un amico e soccorritore di Belluno, ovvero il compagno di tante uscite, Francesco Vascellari, con cui Loris aveva ricevuto il Pelmo d'Oro, e Vascellari allerta subito il soccorso alpino. Erano le 23 di sabato. Si è subito messo in moto il soccorso alpino di Agordo con il capostazione Diego Favero, che è intervenuto sul posto con un altro volontario. Dopo aver verificato che la macchina dell'uomo era ancora parcheggiata a Malga Framonti, i soccorritori di Agordo assieme al soccorritore amico di Loris sono risaliti dove il sentiero dell'Alta Via incrocia il rientro della ferrata e la traccia che sale alle torri. Dopo aver perlustrato la parte bassa sotto le pareti e avere raggiunto la cengia mediana, una squadra ha proseguito il controllo della cengia. Una si è avviata verso il campanile degli Zoldani, l'ultima si è diretta verso la forcella che divide la seconda e la terza torre. Le ricerche sono durate diverse ore, poi alle 3 di ieri notte, la fine di ogni speranza, superata la forcella, arrivati sotto la seconda torre di camp, i soccorritori hanno individuato il corpo dell'uomo una ventina di metri più in basso rispetto alla traccia, a 2300 metri di quota. Dopo essersi calati e averne purtroppo verificate le condizioni, spiega in una nota il soccorso alpino, i soccorritori si sono riuniti e sono rientrati al vicino rifugio Carestiato, dove hanno atteso le prime luci per poi tornare al campo base a Malga Framont. Da lì in 4 sono stati imbarcati su Falco 2 in supporto alle operazioni. L'elicottero li ha quindi trasportati in quota e lasciati assieme al tecnico di elisoccorso per poi procedere con un vericello al recupero e al trasporto della salma. Aveva un talento innato, la sua lezione di ricerca della luce resterà nei cuori. Le parole dell'amico e sindaco Michele Talo e del presidente della provincia Roberto Padrin: ricordo l'emozione con cui ha ritirato il Pelmo d'Oro. Quell'ultimo messaggio alla moglie, un altro approfondimento in merito a questa ennesima vittima delle nostre montagne. Aspetto il tramonto e poi torno. Racconta le parole e le passioni del marito. Anita Cason fatica a trattenere le lacrime. Per tutta la notte ha sperato che il compagno venisse ritrovato vivo. Poi la terribile notizia. Aspetto il tramonto e poi ritorno. E questo è l'ultimo messaggio inviato da Loris De Barba all'amata moglie Anita Cason. Non si sa se quell'ultimo spettacolo tra le sue montagne che amava il fotografo 71enne sia riuscito ad ammirarlo o se l'incidente sia avvenuto prima. Non sappiamo quando e come sia accaduto, dice la moglie. È lei che, non vedendolo tornare sabato sera, ha dato l'allarme attivando i soccorsi e le ricerche che purtroppo si sono concluse con esito tragico. Ha sperato fino alla fine, con al fianco il figlio Alessandro. L'altra figlia Silvia lavora a Londra, passando la notte in bianco. Così come l'amico compagno di sempre di Loris, Francesco Vascellari, scialpinista, arrampicatore su roccia, membro del soccorso alpino, autore di una ventina di volumi, molti dei quali a 4
quattro mani proprio con De Barba, con cui ha ricevuto il premio Palmo d'Oro nel 2022. Mi aveva scritto intorno alle 16 dicendomi che era arrivato da mezz'ora in cima e poi sarebbe sceso. Solitamente mi diceva sto scendendo, ma questa volta nulla e non rispondeva a queste alcune dichiarazioni della moglie di De Barba. E lo vediamo appunto in questo scatto De Barba nel 2022 mentre riceve il premio Palmo d'Oro assieme all'amico Francesco Vascellari. Altra notizia che ha interessato il soccorso alpino nelle giornate di ieri e dell'altro ieri: atleta ferito alle 3 Cime Experience recuperato da Falco. Ma continuiamo con la lettura del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 4, il cambiamento climatico, Marmolada, modello di un nuovo turismo. Università e associazioni ambientaliste a Climbing for Climate 2024 propongono un manifesto per sostenere un altro approccio alla montagna, abbandonare la frequentazione intensiva con l'aumento della portata degli impianti, incentivare ospitalità diffusa e valorizzare incentivare ospitalità diffusa e valorizzazione legate al patrimonio storico e naturalistico. Simbolo non più sostenibile dell'approccio del Novecento, installati sensori per la creazione di una banca dati che fornirà un grande strumento di analisi. Altra notizia che interessa il ghiacciaio della Marmolada, e possiamo vedere in questi scatti come attualmente si trova il ghiacciaio ormai arretrato per quanto riguarda il cambiamento climatico di decine e decine di metri. E a proposito di ambiente, pagina 5, va noi, non vogliamo che sia un altro Vajont, le parole del presidente Luca Zaia ieri sul progetto della diga. I nostri tecnici hanno già sottolineato la fragilità del luogo e dopo le parole dell'avvocato Giorgio Zalini, che parlava di opportunità, la strigliata dell'ex sindaco di Canal San Bovo. Intanto questa sera il primo incontro in presenza in Trentino nel dibattito avviato dal consorzio. La manifestazione La pioggia non ferma le Pro Loco, sfilata in città, il presidente Praloran: c'erano tanti turisti interessati alle nostre iniziative, siamo soddisfatti. La paura, ladri in casa 2 volte in un mese, mi armo di spray al peperoncino, l'intrusione sabato in via Alfol, rubato solo un computer. E continuiamo con pagina 6, la città riabbraccia gli alpini dopo 4 anni, numeri inaspettati. Siamo a Feltre per 2 giorni alla caserma Zanettelli e in piazza d'Armi il raduno del battaglione di casa e il gruppo artiglieria Agordo. Serena del Grappa, un incidente domestico per Danilo Boff, gravissimo incidente domestico per l'ex amministratore di Serena del Grappa e attuale presidente della casa di riposo Sotteria, Danilo Boff. L'uomo, 69 anni, mentre stava svolgendo alcuni lavori all'interno della sua abitazione, è scivolato dalla scala su cui era salito, un volo di qualche metro che lo ha fatto finire disteso sul pavimento. In quel momento era solo in casa. E sempre da Feltre, famiglie in sella per le vie del centro, 300 partecipanti. Siamo a Ponte nelle Alpi, 30.000 gli ingressi alla sagra. A Polpette venerdì la giornata record con 3.000 presenze. L'organizzazione, stress test superato in pieno dai volontari, annullati i fuochi d'artificio di ieri a causa del maltempo, riscontri favorevoli anche dalla disposizione degli spazi. Lutto invece ad Oronzo di Cadore, siamo a pagina 8 del Gazzettino di Belluno. Cade da un tetto, il paese piange felice. Paese era precipitato da 10 metri d'altezza venerdì. Le condizioni erano diventate troppo gravi per una ripresa. I colleghi hanno visto la scena e lo hanno soccorso per primi. Una persona buona, generosa e altruista. Lascia 2 figli. Giace all'ospedale Cafoncello di Treviso in una condizione medica di presumibile non ritorno Felice Paise, il 50enne di Oronzo di Cadore, che venerdì scorso, mentre si trovava con dei colleghi su un tetto a circa 10 metri di altezza in via Venezia, è precipitato a terra dopo, pare, il cedimento di una trave. Felice, residente in località Pais, era piuttosto noto in paese, aveva 2 figli, Jessica e Alex, e una compagna. Come spesso accade nei piccoli paesi, aveva un soprannome, Suti, forse ereditato dal cognome del nonno. A distinguerlo, secondo gli amici, erano la sua riconosciuta professionalità da lattoniere e il fatto di aver ricoperto per diversi anni il ruolo di dirigente nella locale società di hockey. I suoi colleghi con lui su quel tetto in via Venezia l'avevano visto sbilanciarsi e precipitare nel vuoto, attimi di terrore che ancora si ripetono davanti ai loro occhi. Impotenti di fronte a quella caduta improvvisa, erano subito scesi in strada per soccorrerlo, ma aveva subito compreso la gravità di quanto appena accaduto. L'elicottero del suo 118 Falco era arrivato sul posto verso le 10, atterrando poco lontano. Medico e infermiere avevano cercato di stabilizzarlo intubandolo e di trovare un modo per sollevarlo sulla barella senza peggiorare le sue già precarie condizioni.
Una volta sull'elicottero era stato portato al San Martino di Belluno per poi venire nuovamente trasferito al Cafoncello di Treviso. I tentativi dei medici sono stati disperati, ma pare che per Felice il destino sia segnato. Nonostante ieri non fosse ancora stato ufficializzato il decesso, già alla famiglia arrivavano le prime condoglianze e messaggi di vicinanza destinati in particolare ai figli che si trovano a perdere un papà molto giovane e ancora pieno di vita. Comelico Galleria scatta la chiusura. Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, venga sorvegliata. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 13, l'evento Marmolada Centenella del Cambiamento, sottoscritto in quota al manifesto sul clima. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino, come quella dedicata alla morte dell'alpinista limanese De Barba. Precipita per fotografare il tramonto, morto l'alpinista limanese De Barba, questo è il titolo a piena pagina. Il settantenne con un gran talento da fotografo è scivolato facendo un volo di 50 metri sulle torri del camp. L'allarme, siamo a pagina 16, i lupi sbranano 2 cervi in pieno centro, paura a Lozzo, la rabbia del sindaco Zanella, le istituzioni devono darci gli strumenti per gestire questa situazione. La gente ormai ha paura di uscire di casa, c'è più di un branco dalle nostre parti. Vediamo in questo scatto uno dei cervi uccisi dai lupi a Lozzo di Cadore. Resistenza, 1000 in Consiglio, fischia Zaia a fondo di Bindi, contestato per la sua assenza al presidente della regione, ma il PD si dissocia. E siamo a pagina 17, un altro lutto che coinvolge il comune di Borgo Valbelluna. Serena muore a 35 anni per un male incurabile. Sei la sorella migliore che io potessi avere. Cordoglio a Borgo Valbelluna per la scomparsa di una paesana. 6 mesi fa la diagnosi e ieri il decesso, attesa per i funerali. Muore a 35 anni di un male incurabile. Serena Dalpiva si è spenta ieri nella sua casa di Gonzago, una frazione di Borgo Valbelluna. Circa 6 mesi fa i medici le avevano diagnosticato un tumore, ma nessuno immaginava che il decorso sarebbe stato così veloce e soprattutto letale. Dalpiva lavorava all'USL numero 1 Dolomiti e nella zona di Mel era molto conosciuta e stimata da tutti. Era sordomuta, ma in qualche maniera riusciva sempre a farsi capire e aveva un sorriso e una simpatia davvero contagiosi. Verso mezzogiorno la sorella Erika aveva usato il suo profilo per comunicare agli amici di Facebook che purtroppo la salute di mia sorella è peggiorata drasticamente. Abbiate pazienza se non rispondiamo subito in questi giorni così delicati. Grazie per il vostro supporto, raccogliendo tanti abbracci e altrettanti inviti a non mollare un centimetro da vera guerriera quale aveva dimostrato di essere per settimane. Nel corso della serata sempre lei ha fatto sapere, stavolta attraverso la propria pagina personale, che Serena se n'era andata per sempre, lasciando un vuoto incolmabile fra i familiari e gli amici. Ciao sorellina mia, mai avrei pensato di dovertelo dire così presto, non riesco e non voglio lasciarti andare, fai buon viaggio, sei la sorella migliore che potessi avere. E sotto una suggestiva fotografia sorridente di Serena, con sullo sfondo un emozionante tramonto marino, un addio molto toccante che testimonia il grande affetto tra le due donne, tra i commenti tanti messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Dalpiva in un momento così difficile. Baldenic, addio alla storica edicolante, domani c'è l'ultimo saluto. Altro lutto, la 60enne Franca Tamburrino era gravemente ammalata per diversi anni, aveva gestito la rivendita di via San Giuseppe, tentando poi di cederla. Alpini, pellegrinaggio al Sentinella, il plauso del presidente Favero, siamo a Comelico Superiore. E continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese. Andiamo avanti con Feltre, chiesa e arma a doppio commiato, lasciano vice parroco e comandante. In Duomo a Feltre saluto a Don Sandro De Gasperi, in partenza anche il maggiore Luca Iannelli. Ieri mattina saluto al sacerdote e l'annuncio del nuovo incarico. Cesio Maggiore, miele zafferano, feltrini sotto i riflettori al Museo di Serravella. E continuiamo con pagina 21, il bacino non ci serve, al centro Amo di Lamon, le voci della pianura contrarie al progetto Vanoi, l'articolo a firma di Marcella Corrà. Dalla rubrica Giorno e Notte andiamo avanti con le notizie riferite al territorio bellunese. Zio Rock va di scena all'alba in 500 sui prati di Zelant. Gran successo di pubblico per la performance di Omar Pedrini. A briglia sciolta 10 canzoni da Via Padana Superiore e Nina con Simone Zoni e Davide Apollo. E adesso lo sport bellunese, siamo a pagina 26, calcio Serie D, la prima giornata, difesa distratta, attacco morbido, la Dolomiti sbranata dai lupi. Sotto il diluvio assedico i padroni di casa sono sempre alla rincorsa della Luparense, assegno Masut e Olonisakin, Cossalter costretto ad abbandonare al 14° per un dolore accusato al ginocchio.
Continuiamo con il calcio, eccellenza, il Cavarzano parte con 3 punti contro un agguerrito Spinea, Alex Cossalter segna un gran gol dalla distanza e porta in vantaggio i suoi, al 56esimo Bezza raddoppia dopo un paio di salvataggi decisi di Peterle. Ancora dall'eccellenza, un Borgo eccellente cade con onore, il Borgoricco capitalizza con Furlan ma i bellunesi sono alla pari, manca solo un po' di cinismo davanti. Calcio prima categoria, Impresa Lentiai vince e rimonta in 9. Calcio seconda categoria, il Sois stende il ponte, la Plavis esagera con 7 gol. E ancora terza categoria, campionato carnico, Cinquina Cadora e Cortina, Alpes Cesio autorevole. Calcio giovanile, Dolomiti, gli under 16 partono forte e battono il Treviso. Ancora dal calcio giovanile, under 15, un gol a testa nel derby Cavarzano-Plavis. E ancora dal calcio giovanile, i tornei estivi, Plavis e Festa al De Paris, la LG Valbelluna battuto in finale. Tornei estivi ancora, il Montebelluna alza al cielo il Memorial Macagnan, 16 formazioni pulcini in campo sul nuovo campo sintetico di Mugnai, secondo posto per la Dolomiti Bellunesi A. Motociclismo Superbike, Bassagna accarezza il podio, poi la penalità e l'11° posto. In gara 2 gran partenza, ma il taglio di una curva costringe il feltrino a un long yap. Nella Super Pole Race non riesce a bissare il risultato di sabato e finisce 10°. Automobilismo, il diluvio di Imola manda in crisi la Lamborghini di Andrea Fontana. Ancora sport, lo sci al Cancelletto, Visentin fissa in alto gli obiettivi della Fisi. Hockey Alps League, il Cortina va in blackout ma i segnali sono buoni. Ancora dalla Hockey IHL, il Feltre batte l'Alleghe al supplementare. Corsa in montagna, la doppia gara di Misurina, Festini come un diavolo, brucia da Col nella vertical. Atletica, saluti e promesse, Davia, Zambone e De Paoli sono campioni regionali. Schirol, 3 podi bellunesi su 6 gare con Cagnati, De Martini e Barp. Curling, il team Costantini accede ai playoff. Ancora tornei estivi, Green Volley a Prior, festa per 35 squadre e ben 130 giocatori. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Permangono condizioni di variabilità con nubi regolari che si alterneranno a schiarite più ampie e frequenti in mattinata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.